Pace e bene, mica tanto. I seguaci di frate Antonio prendono la decisione, a loro dire sofferta, di chiudere la redazione del mensile Messaggero di Sant'Antonio e della versione Ragazzi. Di punto in bianco, 8 persone licenziate a meno di 20 giorni dal Natale. Qui davvero un brutto Natale. Speriamo che Sant'Antonio ci aiuti, ecco, questo mi viene da dire. Gli 8 redattori da circa un anno erano in contratto di solidarietà. Oggi la comunicazione è in attesa, senza preavviso e senza la possibilità di soluzioni di mezzo. In una nota diffusa nel pomeriggio, la direzione del Messaggero si dice disponibile a procrastinare di alcuni mesi la chiusura della redazione fino ai dati ufficiali del bilancio 2018. Il 17 si era chiuso con una perdita di 2.725.000 euro. In 5 anni le perdite ammonterebbero a circa 10 milioni, causate, spiegano i frati, da un meno 25% di abbonati alla rivista, da un meno 34% di quelli alla versione Ragazzi, dal meno 14% delle vendite librarie e a una contrazione del 22% della raccolta pubblicitaria. Dati, dice il sindacato dei giornalisti, mai certificati o comunicati ufficialmente ai lavoratori o alla FNSI. Abbiamo sempre dato l'anima e il corpo, e l'abbiamo sempre sentita come una missione, per cui questo per noi è un doppio schiaffo e scacco, sia sul piano professionale, sul piano personale, ma anche sulla grande fiducia che noi abbiamo sempre avuto in questa azienda. Un tavolo così cinico io non l'ho mai trovato in tutta la mia esperienza sindacale e non a caso dico che fino adesso sono i peggiori padroni editoriali che abbiamo trovato, i frati, e quindi questo mi rammarica molto perché non è il modo di fare, non è assolutamente neanche la cornice, perché noi abbiamo sempre capito e anche compreso le difficoltà economiche, però al di là delle regole negoziali ci sono anche il rispetto della dignità professionale e umana di persone che sono lavoratori come gli altri, hanno famiglia e alla vigilia di Natale si sentono dire che vanno a casa.